noi eravamo abituati con la musica, tutto ad alto volume, tutto un casino. Io la mattina alle 8 la musica in palestra. Io cosa faccio? Metto la musica e alzo il volume. Alzare il volume, sai che significa? Che a 10 km si sentiva. Spalletti arriva e qui bisogna spegnere la musica. Boom. Io vado e rialzo. Lui e Montella, cosa facevano? Che mi rompevano un cazzo. Non c'hai coglioni. Quando mi dicevano così, eccoci qua, partivo. Rialza ancora la musica, quello viene, io dico, oh, non hai capito, non stai allenando quelle pippe lì all'Udinese, qui comando io. Ho messo fuori Rosa, Lele, mi ha messo fuori Rosa. Aspetta, succede il primo giorno. Succede che dopo 2 giorni facciamo l'amichevole. Ovviamente, dopo Franci, con gente di 35-40 anni, io ero vice capitano. Arriva a un certo punto, mi arriva la soffiata che qualcuno mi dice: occhio che oggi facciamo l'amichevole, tu non sei più vice capitano, ti ha fatto fuori come vice capitano, apriti cielo. Fa la formazione, avanti, Franci lì, Francesco, Montella, Mancini a destra, Cassano a sinistra. Però devo dire una cosa, i 2 vice capitano quest'anno saranno Montella e Panucci. Io mi tolgo la maglia, dico ascoltami, vai fuori dai coglioni, questa è la maglia, ho preso il pulmino, quello che ci portava, me ne sono andato in albergo, io non gioco, io me ne vado, sono andato via. Questa è pura realtà, non l'ho mai raccontato queste cose qua.